100 giorni di governo, 100 giorni di fatti. Negli oltre 3 mesi di lavoro passati dall'insediamento operativo dello scorso 2 luglio, il lavoro della Giunta Brugnaro si riflette anzitutto nei numeri. Ciascun assessorato ha operato con attenzione e impegno, a partire dalle priorità e dalle emergenze aperte, mettendo in campo tutta una serie di provvedimenti che qui scorreremo velocemente. 100 giorni in cui lo stile adottato è stato quello della collegialità, per una condivisione a 360 gradi dell'azione amministrativa, con l'obiettivo di realizzare un progetto integrato di rilancio e sviluppo delle città di Venezia. Se ne evince che molto è stato fatto, ma evidentemente è solo l'inizio. È stata avviata l'operazione Trasparenza e Verità. Numeri alla mano, è di 72 milioni di euro il disavanzo con cui è stato chiuso l'esercizio finanziario 2014, che sulla base di una specifica norma è stato ripartito in 28 esercizi e quindi graverà per anni nei futuri bilanci per una quota di 3,9 milioni di euro all'anno. Anche gli oneri di urbanizzazione previsti nel bilancio 2015 per oltre 26 milioni di euro di entrate, in realtà hanno sinora fruttato appena 4 milioni di euro. Mentre per quanto riguarda il piano delle alienazioni, era prevista un'entrata di oltre 32 milioni, ma non si è andati oltre la metà della cifra iscritta a bilancio. Per quanto riguarda il gruppo Casinò, nell'anno in corso il Comune ha garantito le condizioni di equilibrio fino al 31 dicembre, impegnando oltre 6 milioni di euro. Da non dimenticare lo sforamento del patto di stabilità per circa 64 milioni di euro. All'unanimità è stata votata una mozione che delega al sindaco di attivarsi presso Parlamento e Governo al fine di vedere riconosciuta e finanziata la specificità di Venezia. I mancati trasferimenti dall'amministrazione centrale vanno oltre la cifra di 1.250 milioni di euro. Sono state analizzate ogni singola spesa prevista dalle determine dirigenziali per capire e in caso modificare tutte le spese che vengono effettuate dall'ente. Attività produttive e commercio. È stata programmata l'iniziativa di animazione della terraferma Le città in festa, da San Michele a San Martino. Si è tenuto un incontro con tutte le associazioni di categoria. Con l'ASL sono in corso accertamenti per l'analisi della normativa che regola gli aspetti igienico-sanitari relativo alla sostituzione dei tendaggi della pescheria del mercato ittico di Rialto. D'intesa con la Polizia Municipale è stata avviata l'analisi degli interventi necessari al fine di rendere operativo l'istituto della diffida amministrativa. Sul piano delle attività ricettive si è alla ricerca delle modalità operative per effettuare controlli incrociati, sia per quanto riguarda la regolarità di versamento dell'imposta di soggiorno, sia per ottenere una banca dati completa per una corretta gestione dei flussi turistici. Patrimonio. È stato avviato il censimento degli immobili di proprietà dell'amministrazione comunale e degli spazi in uso esclusivo alle municipalità. Si è proceduto alla definizione di 17.084 unità immobiliari complesse, suddivise in 5.508 residenziali, 10.453 non residenziali, 1.123 pertinenziali. Residenza. Anche in questo caso è stata effettuata un'analisi puntuale di tutte le unità immobiliari libere, suddivise in 656 unità immobiliari libere, di cui 45 in corso di assegnazione e 9 in manutenzione, 4.754 occupate con titolo e 98 occupate senza titolo. Lavori pubblici. È stata avviata l'operazione di riempimento del buco del Lido in tempo con l'apertura della Mostra del Cinema. A Mestre è stata inaugurata la nuova Via Rosa in pieno centro, mentre a Venezia si è tenuto un confronto con i commercianti e i progettisti su Ruga degli Oresi. I cantieri attualmente aperti vengono costantemente monitorati, così come i lavori sul ponte di Rialto, zona in cui si è definito il progetto per la riqualificazione degli arredi della pescheria, oltre che quello per il ponte delle Vacche a San Giobbe.
A Lido si è proceduto al miglioramento dell'arredo a Santa Maria Elisabetta e in Gran Viale, mentre per l'area di via Poerio si è definita una nuova progettazione in modifica di quella esecutiva, con incluso adeguamento piste ciclabili e manutenzione straordinaria a strade e rive prospicienti. Si sta lavorando al recupero e al riutilizzo dell'ex emeroteca di Mestre, con il coinvolgimento dei privati. Sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole e sono stati stanziati i primi 200.000 euro per le opere di manutenzione più urgenti. E in vista della Venice Marathon si è avviato il progetto per la riduzione delle barriere architettoniche. Sono stati stanziati 500.000 euro per il ripristino funzionale, adeguamenti e messa a norma dell'edilizia comunale della terraferma. Mobilità. È stata inaugurata la linea del tram per Venezia, portando a sistema il nuovo mezzo di trasporto sul cui regolare funzionamento sono ora in atto controlli costanti e puntuali. È stato inaugurato il nuovo parcheggio multipiano di Via Costa, che offre nuove soluzioni di sosta a ridosso del centro. Si è proceduto alla riduzione delle tariffe della sosta a pagamento e si è deciso lo spegnimento di alcune ZTL nei fine settimana. Si tratta di un investimento per mancati introiti di 900.000 euro, che vuole essere uno stimolo per la città e i commercianti. A Carpenedo è stata rifatta la piazza nella zona carrabile con eliminazione del pavé. È stato ripristinato a 6 anni il limite della gratuità nel pagamento del trasporto pubblico locale, in precedenza ridotto a 4. Traffico acqueo. Sulle navi che continueranno ad approdare alla stazione marittima, d'intesa con l'autorità portuale, è stata inserita la soluzione Canale Tres Est Vittorio Emanuele nel piano operativo triennale del Comitato Portuale per velocizzare la procedura di valutazione di impatto ambientale, mentre è stato bocciato il progetto Duferco di realizzazione del porto croceristico alle bocche di porto del Lido. Lido. Oltre alla già citata operazione di parziale chiusura del buco del Palacinema, si sono tenute operazioni di pulizia e sgombero dell'ex ospedale al mare. È stata avviata l'analisi della situazione del verde pubblico, soprattutto per quel che riguarda gli alberi abbattuti e mai più sostituiti, mentre è in corso lo studio delle possibili modifiche migliorative alle opere in via di realizzazione Santa Maria Elisabetta, Gran Viale. Città metropolitana. La riforma è realtà e si è proceduto all'insediamento del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, con la presenza nel primo di 6 consiglieri del Comune di Venezia. Sport. È stato risolto il nodo del Calcio Venezia con il supporto alla creazione di una nuova società in cui sono coinvolti importanti investitori. È stato avviato il percorso per permettere al Calcio Mestre di continuare ad usufruire dello stadio Baracca e realizzato il piano di revisione delle convenzioni con le associazioni sportive, con l'obiettivo di renderle compartecipi e corresponsabili nella gestione degli spazi pubblici. Inoltre, gli atleti veneziani che hanno partecipato a meeting internazionali sono stati ricevuti nel Palazzo Comunale. Sono stati stanziati 300.000 euro per la messa in sicurezza e a norma dell'edilizia sportiva della terraferma. Cultura. È stato promosso il Redentore diffuso, con spettacoli pirotecnici in tutta la città. L'immobile Teatro Jungans della Giudecca è stato temporaneamente affidato all'Associazione Accademia Teatrale Veneta. Sul piano internazionale si è tenuto l'incontro con il Comitato UNESCO ed è stato sottoscritto il protocollo d'intesa delle città lungo la Via della Seta. Cittadinanza delle donne. Sono stati confermati la collaborazione con 34 associazioni femminili, il punto di ascolto SOS Violenza in collaborazione con ULS 12 e il protocollo d'intesa per la gestione operativa di 2 appartamenti ad indirizzo segreto con la Fondazione Casa per Ragazze Madri Roberto e Carla Marzoli. Risorse umane.
Si è proceduto alla rotazione di alcuni dirigenti e all'eliminazione temporanea della figura del direttore generale. È stato avviato il confronto con le RSU e le organizzazioni sindacali, nonché il percorso per la ridefinizione della pianta organica. È stato realizzato il progetto speciale Polizia Municipale per garantire l'ordine pubblico in occasione dei grandi eventi cittadini. Politiche educative. È stato effettuato il controllo della destinazione dei finanziamenti concessi dal Comune. Rifinanziato il servizio Spazio Cuccioli e l'asilo Marcondi Rondello a Murano. Con un'apposita commissione si è proceduto all'analisi di alcuni libri di testo in passato mandati in uso ai nidi e alle scuole per l'infanzia, con ritiro di alcuni pochi titoli ritenuti inadeguati all'educazione affettivo-sessuale dei bambini. Semplificazione amministrativa, un vantaggio per i cittadini. Da metà settembre è stata ripristinata l'emissione della carta d'identità elettronica ai cittadini. Sociale, difesa dei più deboli. È stata prorogata l'attività di tutela delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e finanziato il progetto Caritas per il servizio sostitutivo delle mense durante il periodo estivo. Infine è stata predisposta la bozza di delibera e protocollo d'intesa per l'impiego in lavori di pubblica utilità di migranti richiedenti asilo. Sviluppo economico. Sono state compiute le attività propedeutiche al rogito definitivo di acquisto delle aree previste dal contratto preliminare di trasferimento sottoscritto tra Syndial SpA, Regione Veneto e Comune di Venezia, di circa 107 ettari a Porto Marghera. È stata avviata la procedura di trasferimento della quota del 50% del capitale della Newco Marghera Eco Industries da IVE SRL a Veneto Acque, società controllata dalla Regione Veneto, mentre si è dato corso a un'attività di coordinamento e gestione della fase istruttoria per l'attuazione del programma di interventi infrastrutturali sull'area di Porto Marghera, del valore complessivo di 152 milioni di euro. Lavoro. Si è tenuto un incontro con le organizzazioni sindacali sulle principali criticità aziendali presenti sul territorio, anzitutto Berti e Pilkington. Si è proceduto all'inserimento di 42 disoccupati in attività straordinarie e temporanee a favore della collettività, con un risparmio di circa 245.000 euro. Partecipate. Dopo la modifica degli statuti di Venis, Ames, CMV, CDV Gioco, AVM, Insula e di altre società da queste controllate, allo scopo di prevedere una proroga degli organismi societari, si sta procedendo alla nomina dei nuovi presidenti e amministratori secondo i criteri di competenza. È stata avviata un'analisi accurata delle realtà più problematiche, soprattutto di CMV SpA e i Casinò di Venezia Gioco SpA. È cessata infine la Marco Polo System per la conclusione della sua durata statuaria. Urbanistica. Sono stati presentati i principali progetti in carico all'assessorato: Via Ulloa, ex MOF, Ruga degli Oresi, PIP Bisuola, piste ciclabili. È stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del parcheggio di via Ferrarese e la sistemazione del percorso ciclo-pedonale nel centro sportivo di via Calabria. Ambiente, educazione e partecipazione. Sono in corso le prime verifiche sull'istituzione Bosco e i grandi parchi e con Veritas delle diverse modalità di espletamento del servizio in centro storico. Turismo. È stato presentato il nuovo annuario, che comprende dati su arrivi e presenze per la prima volta nell'ottica della città metropolitana. È stato redatto un quadro delle attività culturali e di animazione che si svolgono nelle municipalità, al fine di coordinare, ampliare l'offerta turistica anche in terraferma e delocalizzare i flussi. Relazioni internazionali. Vanno annoverati gli incontri con la moglie del presidente degli Stati Uniti, Michelle Obama, il ricevimento nel Palazzo Comunale degli ambasciatori cinese e russo, del vice sindaco di New York, di numerose delegazioni cinesi e giapponesi, del segretario generale dell'Agenzia ONU per il turismo.
Sicurezza. È stato messo in servizio Kuma, un'unità cinofila antidroga impiegata nell'attività giudiziaria e di polizia urbana. Sono stati effettuati numerosi blitz contro i venditori abusivi e le relative centrali di rifornimento. Sono state condotte azioni mirate in campo Santa Margherita a Venezia e in piazzale Candiani a Mestre, ma anche nei parchi cittadini contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Molto importante è la revisione del regolamento di polizia municipale, necessario per fornire l'arma a tutti gli agenti, così da poterli assegnare anche a turni pomeridiani, serali e notturni. Con la nuova città metropolitana sono in corso contatti per la presa in carico a breve di 20 agenti e relativi mezzi. Tra agosto e settembre sono stati effettuati 58 servizi mirati per un totale di oltre 20.000 articoli rinvenuti o sequestrati. In tutto gli operatori della Polizia Municipale hanno ingaggiato fisicamente oltre 1.000 venditori, sottraendo loro la merce posta in vendita in maniera illecita, con rinvenimenti di merce abbandonata al suolo durante la fuga.